Ciao ragazzi, vi dico solo una cosa, dovreste sentire il profumo che c'è qua dentro ed è un profumo che sa di Valpolicella, sa di vino, sa di Amarone, perché questo è il futuro Amarone, vero Ale? Sì, stiamo svinando la prima vasca di Amarone, è stata pigiata il 7 di dicembre, fermentato per quasi un mese e mezzo e adesso, tolto il primo vino, viene pressata la vinaccia che andrà poi in distilleria. La vinaccia che poi serve anche per creare l'altra denominazione più recente come riconoscimento ufficiale, che è ripasso, vero? Sì, la vinaccia può essere eventualmente ripassata, quindi cosa significa? Togliamo l'amarone e possiamo rifermentare il Valpolicella prodotto 3 mesi fa sulla stessa vinaccia, quasi un'infusione, quindi questa buccia che è ancora ricca di aromi, di profumi, di glicerina, di alcol, va a aumentare la qualità del Valpolicella. Alessandro, so che è difficile dirlo e magari qualcuno ci odierà anche, ma che profumi sono questi qua? Questi sono profumi antichi, anche perché noi abbiamo sposato da anni l'idea di fermentare tutto con lievito spontaneo, quindi questi profumi di petali di rosa che si sentono, questa spezia che ovviamente la camera non può trasmettere, sono proprio profumi che mi ricordano quando ero bambino, quando mio padre fermentava nei vecchi tini e non c'era tecnologia o biotecnologia. E quindi ecco, questo secondo me è l'anima, l'essenza della Valpolicella. Anche perché sentire questi profumi, ragazzi, io di cantine ne ho viste tante, ma ogni volta che si avvicina la stagione si provano delle emozioni, Alessandro. Anche per un vignaiolo, non dico di un corposo perché ti sei bisogno di me. Sono 20 Però, vendemmie comunque. 20 vendemmie con questa. Sono 20 vendemmie e ogni vendemmia è diversa. Ogni vendemmia va vissuta in una maniera diversa, ha delle esigenze diverse ed è sempre una sorpresa e c'è sempre qualcosa da imparare. Questo marrone quando lo berrò? Questo marrone lo berrai fra 5 anni, quindi bisogna avere un po' di pazienza. Ogni volta mi fa aspettare. Vabbè. Grazie Ale, complimenti. Veramente è sempre un'emozione vedere questa manualità che caratterizza un prodotto unico come il vino del Valpolicella. Amarone in questo caso, ma senza dimenticare il Valpolicella che è la vera anima, forse sì quella un po' dimenticato da tanti produttori. Ma non da Alessandro, mi sono guadagnata bossa, vero? Sì. Ecco. Ciao ragazzi.